Centinaia di fiori colorati e profumati per 2 giornate hanno dato un aspetto inedito al nuraghe Santo Antine di Torralba, un evento che ha attirato l'attenzione di migliaia di visitatori. La manifestazione Nuraghe in Fiore ha reso ancora più affascinante uno dei monumenti più importanti della Sardegna. Gli eventi di questo tipo per la promozione sono importanti innanzitutto perché sono funzionali a far rifrequentare, rivedere il nuraghe sotto un'altra luce anche a persone che l'hanno visto. Dunque, in realtà, a parer mio e a parer nostro, sono un formidabile strumento di promozione perché il nuraghe così non l'aveva mai visto nessuno. E noi lo immaginiamo colorato, chi fa le visite all'interno del monumento, lo immaginiamo proprio così. Ecco, diamo una suggestione al visitatore. È solo una delle tante iniziative che la cooperativa La Pintadera, in accordo con il comune, sta portando avanti con l'intento di far conoscere ai visitatori i segreti della reggia nuragica. Quest'anno particolarmente siamo attivissime in ogni campo con una serie di lavori dedicati alle scuole con i nostri laboratori didattici. Ecco, questo chiaramente ci rende molto orgogliose, contente del lavoro che si è fatto. Il nostro è un lavoro di gruppo, un lavoro corale, lavoriamo tutti insieme per un unico obiettivo, quello di far conoscere sempre e di più il nuraghe Santo Antine, proprio di farlo conoscere a tutto il mondo perché veramente merita, è un monumento straordinario.